Culmineranno ad Asiago i 215 km della 15ª tappa del Giro d'Italia. Con 3.900 metri di dislivello, la frazione della Corsa Rosa potrebbe ridisegnare parte della classifica al termine della seconda settimana. Dopo aver attraversato le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, i ciclisti saliranno in cima a Grappa da Romano Dezzelino, scendendo verso Fonzaso e risalendo in quota da Primolano ad Enego fino ai 1.000 metri di Asiago. Sarà una grande sfida, siamo pronti, abbiamo presentato un calendario di manifestazioni in preparazione del Giro d'Italia, c'è una grande attesa, sarà un enorme evento di grande promozione territoriale a livello nazionale ed internazionale. È una grande soddisfazione da parte nostra e ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, ma anche la Regione Veneto per la vicinanza verso questa iniziativa che dà grande valore e grande prestigio ad Asiago come città turistica di livello assieme al suo altopiano, perché questa sarà la tappa dell'altopiano, visto che per la prima volta il Giro passa attraverso 4 comuni del nostro territorio.